Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta mistero nel mistero. In effetti stavolta la cosa è ancora più grande di quello che possiamo, forse hanno visto. Purtroppo il 19 di agosto i telescopi spaziali, cioè di tutto il mondo, hanno visto qualcosa di strano. In effetti non strana, ma in effetti qualcosa di grande, anzi ragazzi, grande è pochissimo, cioè qualcosa di immenso, forse questa è la parola più giusta, ha oscurato il nostro sole. Quindi immaginate il nostro sole quanta volte è grande e immaginate, ciao Gabriele, ciao Alessandro, e immaginate che cosa ha potuto, diciamo, oscurare il nostro sole. Quindi non si sa, però come l'hanno descritta ragazzi, è come una enorme struttura a nido d'ape. Questo è quello che loro hanno detto. Ah, vabbè, Filippo, vabbè, non fa nulla. Quindi, ragazzi, le immagini sono state davvero impressionanti e sono state catturate dalla NASA, quindi le potrete trovare sul sito della NASA SDO, sulla pagina di Facebook, e potete trovarle lì direttamente le foto. Ci sta questo evento che è strano. In effetti, ragazzi, si verifica, diciamo, l'eclissi del sole solare quando la luna si contrappone con il sole. Però non è il caso perché la luna non ci stava, quindi non è stata la luna, ragazzi. Allora giustamente stanno pensando che cos'è che ha fatto questo. Come dicono loro, dobbiamo ricordare che un'eclissi solare si verifica quando la luna si frappone fra la Terra e il Sole e la luna getta un'ombra sulla Terra. Cioè questa è la famosa, diciamo, ragazzi, eclissi solare, ma non era questa cosa qui, perché si può avvenire solo nella fase della luna nuova, cioè quando la luna è diretta tra il Sole e la Terra e quindi la sua ombra cade sulla, diciamo, sulla superficie del nostro pianeta, ragazzi. E non lo so, guarda, no, non è una palla di fuoco, no, è come se fosse passato un pianeta, una cosa extraterrestre, non lo sanno nemmeno loro. Quindi figuriamoci se possiamo pensare noi che cosa era. Si pensa che il 19 di agosto, però è uscita fuori solo adesso, perché ragazzi, lo sapete bene, quando si parla di NASA ed ESA, ragazzi, purtroppo poi gli astronomi dilettanti riescono a trovare queste cose. No, no, nessun pericolo, però giustamente, ragazzi, se il 19 di agosto già saremmo tutti quanti andati via da molto tempo. No, però questa cosa che è passata davanti al sole e se n'è andata. E che cos'era? Questo è il dubbio che rimane, ragazzi, perché ripeto, se era passato il 19 di agosto davanti al sole e l'ha coperto, ora di mo se era qualche pianeta gigante o qualche altra cosa, ragazzi, ciao ciao, già da parecchi giorni stavamo in cielo, quindi non è questo, non è un pericolo in nessun genere, però che cos'era? Allora, si è oscurato il sole, capisci? Cioè, questa cosa enorme ha oscurato totalmente il sole, come quando si ha un'eclisse solare, è capitato. Solo che gli astronomi, quelli della NASA e della ESA, giustamente non sapendo che la luna nuova non ci stava, loro lo sai, fanno le foto e poi le mettono sul loro sito. In effetti gli astronomi, quelli là dilettanti, hanno detto, aspetta un attimo, ma qua non ci sta la luna nuova, quindi questa eclissi solare non ci può stare. Allora, che cosa è passato davanti al Sole che ha fatto questa eclissi solare? Il 19 di agosto, cioè già sono passati giorni, quindi 2019, no, qua non si parla di... Ma no, non è una sferica di fuoco, loro in effetti l'hanno descritta come a nido d'ape, in effetti, così hanno detto, come diciamo dalla fotografia una struttura a nido d'ape, quindi già la parola struttura significa qualche cosa di extraterrestre secondo me, dal mio punto di vista, eh.
quindi non si sa che cosa può essere. Quindi diciamo che è stato registrato dall'osservatorio, quello degli Stati Uniti, il Mauna Loa National Solar Observatory, che è quello che sta negli Stati Uniti. Quindi l'immagine del Sole, ragazzi, ha iniziato ad oscurarsi e in quel momento è diventata visibile questa strana struttura a nido d'ape, che giustamente loro non sanno che cos'è, ragazzi, purtroppo. Di solito, come dicono gli scienziati, queste cose sono delle stelle che si trovano a circa 1480 anni luce dalla Terra, quindi dicono non può essere perché stanno troppo lontani, quindi dicono che sono megastrutture avanzate di civiltà aliene, che sono costruite appositamente per raccogliere energia. Sì, sicuramente, Reno. Si tratta di qualche cosa tipo qualche astronave madre, come dicono loro, che forse serviva un po' di carburante, chiamiamolo così, va. Tutti quanti sono concordi che le strutture aliene sono alimentate a energia solare, quindi da plasma che diciamo espelle il nostro sole, quindi diciamo che è molto probabile che sia questo qua. Quindi le ipotesi sono tante, ragazzi. Enorme oggetto spaziale sconosciuto, però è stata registrata dai satelliti SOO e SSDO, quindi un casino, però nessuno fino ad ora è riuscito a capire che cosa fosse. Cioè qua si parla solo di teorie. No, no, io ho visto la foto allora, sul sito della NASA e in effetti si vede una struttura, diciamo, il sole scompare, ragazzi, questo si vede, come quando fa le eclissi solari, solo che poi ci sono delle strutture tipo, avete presente il nido d'ape, che sono tutti triangolini, tutti non triangoli, obliqui, così è, e più o meno si è presentata l'immagine. E Michele, il sole è stato oscurato il 19 di agosto, però non ci stava nessuna. No, 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 questa foto no, no, Marica, no, questa foto è una foto del sole che io ho preso così per parlare di questo argomento, quindi non è, questa è una foto normale che io ho preso, che sono quelle là senza copyright che posso mettere, perché sapete bene, ragazzi, che certe foto, quella foto lì che ad esempio sta sul coso, diciamo, della NASA, sul sito della NASA, non la posso mettere io perché non è mia. Quindi io ho messo questa immagine e parlo dell'argomento, capisci? Questa è una foto che mettono in rete e che possiamo mettere tutti quanti senza aver pericolo del copyright. Quindi questa è solo per far vedere la nostra stella, ma non è questa foto non c'entra nulla con quello che sto dicendo io. È solo per fare, diciamo, questo argomento. Nulla, ragazzi, il 19 di agosto il sole è stato. Ma non lo so, Lupus. Hanno detto pure forse un pianeta, sì. E non si sa, Michele. L'hanno detto o una struttura gigante di natura aliena, giustamente, che si è rifornita di carburante, oppure qualche pianeta ci avrebbe passato davanti al Sole, avrebbe oscurato il Sole. La Luna non era perché non è luna nuova. No, ma di fatti, vedi, mo questo qua lo puoi trovare sul sito del Facebook della NASA, dell'ESA, e lo puoi trovare io l'ho trovato in spagnolo, ragazzi, quindi l'ho trovato su un sito spagnolo, poi l'ho trovato in inglese, ma in Italia, ragazzi, non se ne parla proprio quasi mai, quindi come sempre qua, ma pure i telegiornali, io non ho sentito, perlomeno io non ho sentito nulla di questo, quindi vabbè ragazzi, ma è normale, qua i telegiornali non parlano neanche se arriva una scossa di terremoto, figurarsi una cosa così ragazzi, quindi è anche normale. Allora no, dipende perché comunque i miei video vanno lunghi perché giustamente io rispondo alle persone, quindi
ho cambiato modo di fare, in effetti invece di fare un video che io dico la notizia e poi lo metto, faccio la diretta perché così facendo io posso parlare con te, con altri, qualcuno mi fa una domanda, quindi mi escono le scritte e io rispondo che sta succedendo, qualcuno mi risponde, quindi è come se stessimo diciamo faccia a faccia, diciamo così in effetti. Tu mi fai una domanda, io ti dico la risposta e così è più diretta la cosa. Invece fare il video, io lo metto su internet, andate a controllare, like, allora puoi andare direttamente, allora, io dopo questo video te lo metto in spagnolo. Allora, ragazzi, dopo aver terminato, lasciatemi un commento sotto a questo video, uno di voi, a caso, ma chiunque. Io poi vi metto il video, però ve lo metto in spagnolo, ragazzi. Quindi poi vi arrangiate voi per fare la traduzione, però anche si capisce comunque, ragazzi, quindi non è proprio difficile da capire. Quindi ve lo vedete in spagnolo, quindi fate un po' di qualche parola sicuramente la acchiappate, però capite che è vero, è reale e tutto. Quindi questo è in spagnolo purtroppo, ragazzi, come ho detto, qua in Italia non arriva nulla, quindi non lo metto in russo perché lì sarebbe troppo, quindi preferisco metterlo quello in spagnolo, che è la lingua che è più, diciamo, irragionevole rispetto all'inglese e al russo, quindi preferisco lo spagnolo, così quello più o meno si capisce anche se non sai bene la lingua. Sì, sì, l'ho letto, ma purtroppo non è il problema dei soldi qui oramai, ragazzi, è un problema che lì ci vogliono proprio aiuti. Quindi e questo è il problema. Lì non è un problema più di denaro, lì è un problema che devono arrivare gli aerei per spegnere l'incendio, ragazzi. Quindi ragazzi, io lascio, mettetemi un commento qualsiasi che volete voi sotto a questo video. Io poi sotto a uno di voi che metterà un commento normale, metto questo video, lo ripeto ragazzi, è in spagnolo, però capirete sicuramente quello che stanno dicendo in effetti. Questo è uno come me, un youtuber che fa anche lui cose strane come me, come dico io, quindi è così diciamo in effetti. Sì, Nicolas, ho fatto il video, lo puoi trovare nei miei video, ma di l'altro ieri l'ho fatto, quindi puoi anche andarlo a controllare. Sì, 2000 V7. Sì, è più o meno sui 600 metri ed è alto 875 metri e passerà il 14 di settembre 2019. Quindi se qualcosa ci cade addosso, ragazzi, ciao ciao a tutti. Quello, hanno detto che passerà a 3 milioni di chilometri da noi. Calcolate che a 7 milioni di chilometri già siamo in pericolo. Quindi calcolate che a 3 milioni, ragazzi, non dico che siamo in pericolo, però metà e metà. E quindi stiamo dalla patella alla brace, qua stiamo cadendo. Mo' è passata questa cosa davanti al Sole, non si sa che cos'è. Chi dice che è un pianeta? Speriamo, Katia, che ti devo dire? Io questo spero, non è che io sono immortale. Quindi se succede, succede per tutti, non è che io rimango vivo. È roccioso, sì, sì, quello è il problema. Che a contatto con l'atmosfera non gli fa nulla una cosa così, quindi se cade ragazzi, ciao ciao a tutti, non è ciao solo a me o a te o a qualcun altro, no, no. Ovunque cadesse ragazzi, o diretto o indiretto andremo via prima, può darsi che capiterà prima a me e poi a te, ma non cambia nulla, quindi se non muori adesso, oggi muori domani. E io lo spero, non è che voglio passare a miglior vita, Marica. Ma non lo so, Michele, comunque questa cosa è stata strana perché non si sa come questa struttura al nido d'ape sia, chi l'ha messa là, cioè come ci è arrivata, capisci? Ma non lo so, è una cosa strana, cioè poi se n'è andata, capisci? Non è che è rimasta lì, cioè è stato come un'eclisse solare, in effetti ha coperto il sole
poi piano piano è ritornato il sole, quindi si è messa davanti e poi se n'è andata. Ma che cos'era? Questo è il problema. Non è il problema perché poi è andata via. E l'hanno registrati telescopi di quelli là buoni, ragazzi, a parte gli amatoriali che hanno preso la notizia e l'hanno divulgata e poi giustamente la NASA e la NESA hanno dovuto per forza affermare quello che avevano visto. Quindi la NASA e la ESA non hanno potuto dire no, non è vero, perché quelli avevano già fatto le foto. Era un meteorite, e quando era grande? Immagina il Sole, dai. Il Sole mica è piccolino, ci vuole più o meno la grandezza, un asteroide della grandezza della Luna, dai. Cioè non è che passa una pietra. Allora, per oscurare il Sole ci vuole almeno, ragazzi, almeno un pianeta simile alla Luna. Diciamo la grandezza della Luna. Ma se stava un asteroide così, no, no, io non è che mi allarmo per questo no. Però diciamo che cos'era? Questa è la mia curiosità. Io non tengo paura di questa cosa che è successa. Però lo sfizio di sapere che cos'era, un pianeta, qualche cosa di alieno, cioè questo è quello che io voglio sapere. Quindi non è il problema di che cos'è o di allarmarmi, io non mi allarmo tanto. Prima o poi ce ne dovevo mandare tutti quanti, quindi o capita oggi o capita fra 20 anni, non è che mi importi più di tanto. Solo che cos'era? Lo sfizio almeno di sapere era una navicella aliena, era un asteroide, qualsiasi cosa era. Uno, secondo me tutti noi vorremmo sapere che cosa fosse stato, quindi anche per curiosità, per sfizio. Però, giustamente, come sempre, ragazzi, rimane un mistero. Può darsi che poi in questi giorni riusciamo a trovare qualche altra notizia. Sì, è curiosità, non è perché tanto come dire, se dovremmo morire, non è che puoi fare qualche cosa, quindi tanto per dire. Però perlomeno so come sono morto perlomeno. È stata una navicella, è stato un pianeta, è stata una cosa. Quindi l'ennesimo mistero, come dice Lupus, ennesimo mistero che non si sa. I terremoti fanno paura, sì, però pure un asteroide se colpisce la Terra non è che è diverso. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi. Adesso trovo quello là in spagnolo. Mettete solo un commento sotto a questo video così ve lo posto e ve lo andate a vedere ragazzi. Però vi avverto è in spagnolo, quindi un po' di pazienza, fate un po' di traduzione e capite il video diciamo interamente. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo. Pure a te Lupus, buon pranzo a tutti ragazzi. E speriamo che qua stiamo morendo di caldo, Nicolas, qua non se ne può più. Per lo me, ciao Marica, ciao Nicolas, ciao Lupus, ciao Marco, ci sentiamo dopo ragazzi. Lasciatemi un commento sotto al canale e vi metto, no ancora presto, se l'una e mezza, due più o meno. E vi metto il video. Ciao ragazzi.